significa manipolazione robotica dinamica. Dinamica nel senso che c'è la manipolazione di oggetti deformati. Questo è un disco di silicone che va a replicare quella che dovrebbe essere una pizza. E poi quindi, come vedete, questa è una manipolazione non presa, io non afferro l'oggetto direttamente, ma faccio dei movimenti destri per far sì, in questo caso, con questo oggetto, di posizionarlo e orientarlo, e questo marker dà la posizione, l'orientamento in modo che la pizza possa essere cotta uniformemente nel sopra. L'altra cosa che poi noi facciamo, molto bello è il fatto della manipolazione di oggetti deformati, che possono essere sia l'effetto elastico, che quindi torna, sia l'effetto plastico, cioè che rimane deformato. Ora la pizza chiaramente è una metafora, cioè noi essendo un progetto partenopeo, un progetto in cui abbiamo detto persino mia madre che ha 87 anni è in grado di capire la complessità e far realizzare questo monopolo. Non c'è assolutamente la voglia di andare a sostituirsi al pizzaiolo, però sicuramente il pizzaiolo è quello più abile, che è quello che ha una manualità superiore alla nostra. Allora se il robot deve imparare a fare dei movimenti più abili, più destri, è meglio che li impari dal pizzaiolo. Chiaramente le applicazioni non sono assolutamente in campo alimentare, questo potrebbe essere un oggetto deformabile, potrebbe essere un tessuto, potrebbe essere un organo, quindi per applicazioni chirurgiche. È chiaro che noi così acquistiamo manualità e destrezza, l'obiettivo ultimo è poi applicare queste tecniche che stiamo sviluppando per applicazioni da un contesto sociale molto più interessante per l'utilizzo domani qui a 10 a 20 anni dell'opera.